Parco del Delta del Po, con il piano di ripresa e resilienza, ha voluto investire all'interno del territorio proprio con una compagine di digitalizzazione e di promozione del territorio attraverso proprio delle infrastrutture. Abbiamo parlato oggi di piste ciclabili, di pontili per lo scambio bici-barca, ma soprattutto di una piattaforma che andrà a inserire il dato di tutta quanta l'area del Delta del Po, non solo quello veneto ma anche quello emiliano-romagnolo, perché è un progetto che abbraccerà tutta la riserva di biosfera. Qui ci sarà un'area digitale dove tutte le persone che vogliono visitare il Parco del Delta del Po nella sua interezza, quindi interregionalmente parlando, avrà la possibilità di avere tutte le informazioni e tutte le immagini per poter essere suggestivati, se mi passate questo termine, all'interno del nostro territorio, ma soprattutto di cominciare l'esperienza della visita del Parco del Delta del Po già dalla propria poltrona di casa.